I dati di Veneto Lavoro parlano chiaro, il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro l'anno scorso ha raggiunto i livelli massimi, 67% nel secondo trimestre e 66,2% nel terzo, con circa 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale, ma il divario di genere resta elevato con una differenza di 17,2 punti percentuali tra il tasso di occupazione femminile e quello maschile. Resta inoltre elevata l'incidenza del part-time femminile e si confermano per le donne disuguaglianze nelle opportunità di accesso al mondo del lavoro o in quelle di avanzamento di carriera. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 8 marzo 2024, la prima notizia del giorno riguarda la rincorsa alla parità di genere, gap occupazionale del 17% in Veneto. A dirlo sono i dati di Veneto Lavoro presentati dall'assessora regionale al lavoro e alle pari opportunità Elena Donazzan, che dichiara: la rimozione delle discriminazioni resta ancora un obiettivo, 40.000 euro fino al 2030 per progetti volti all'affermazione del ruolo delle donne nella società. Vediamo il commento del segretario generale della UIL del Veneto, Roberto Toigo, che dice: l'8 marzo per la maggior parte delle persone è la festa della donna. Io preferisco identificare questa data con la giornata internazionale dei diritti delle donne, perché più che di una festa qui abbiamo bisogno di una riflessione, soprattutto dopo le tragiche e inconcepibili morti che Giulia Cecchettin continua a simboleggiare. La sua uccisione doveva spingerci a cambiare, ma il cambiamento tanto auspicato sembra ancora difficile da toccare con mano, dobbiamo dirlo. Siamo noi uomini il problema. C'è troppo spesso un retropensiero quando vediamo una donna o ci confrontiamo con lei, fatichiamo a vederla come un nostro pari. Dobbiamo prendere consapevolezza di questa nostra debolezza e, una volta per tutte, impegnarci a coltivare l'educazione del rispetto. Ciascuno di noi, soprattutto gli uomini, deve fare la propria parte. Questo la dichiarazione di Toigo, segretario della UIL, e i dati di Veneto Lavoro in un articolo di Elvira Scigliano per i quotidiani del gruppo NEM. Uno dei pochi, c'è da dire, articoli della rassegna stampa locale di oggi dedicati alle tematiche dell'8 marzo. E allora proseguiamo la rassegna stampa di oggi con la politica regionale. Sulle pagine del Gazzettino una notizia scioccante, per quanto anticipata, in qualche modo preannunciata nei giorni scorsi. È arrivata infatti la decisione del direttivo regionale su Tony Darè, europarlamentare della Lega, che ha dato del cretino al segretario Matteo Salvini. Allora leggiamo subito il titolo della notizia. Darè espulso dalla Lega, ma il direttivo si spacca. In 5 su 20 hanno votato contro la sanzione. Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, si è astenuto. Il monito del segretario Stefani: non verranno più tollerate uscite polemiche sui giornali. L'articolo è di Alda Vanzan per il Gazzettino di oggi. Tony Darè continua a difendersi, dice una critica politica che andava fatta e che la nostra gente condivide. Non farò ricorso, dice anche l'europarlamentare. Tony Darè che poi esplicita la sua posizione in una lunga intervista sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM intitolata "La Lega Salvini è un'usurpazione, ma nessuno può cacciarmi dalla Liga". Gian Antonio Darè, all'uscita dal direttivo straordinario, dichiara: ho versato 120.000 euro, ho il diritto di rimanere. Adesso aspetto le europee, qualcuno dopo dovrà dare delle spiegazioni. Quella di Salvini non è politica, aggiunge Darè, è un'altra cosa. E alla prima domanda del giornalista Enrico Ferro, che gli chiede se prova amarezza, risponde semplicemente: no, provo determinazione. Io ho sempre fatto il mio lavoro in questo partito, l'ho sempre fatto con passione, a mie spese, e se ho avuto qualche incarico me lo sono guadagnato con le preferenze. Questo Tony Darè sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM, nell'intervista firmata da Enrico Ferro. Sempre sui quotidiani del gruppo NEM leggiamo i fedelissimi delusi a Vittorio Veneto, pronti a strappare la tessera. Vittorio Veneto, territorio appunto comune di Tony Darè, che è stato anche sindaco, quindi terremoto politico nella Marca trevigiana. Francesco Dalmas, sei quotidiani del gruppo NEM,
Ma voltando pagina, rimanendo tema politica regionale, ancora una volta sui quotidiani del gruppo NEM c'è qualcosa di veramente nuovo, una prima volta, ovvero un'intervista a uno dei protagonisti, forse il massimo protagonista dello scandalo del Mose, l'ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, che parla appunto proprio del Mose. Dice: tutto come prima, sono indignato, parla Galan, prima volta dopo lo scandalo. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo NEM. L'intervista è firmata da Alberto Vitucci. Leggiamo alcuni stralci. Io l'ho sempre detto che il vero grande affare sarebbero state le manutenzioni, dice Galan, mai preso un soldo e alla fine non è stato toccato il mondo politico romano, aggiunge. Giancarlo Galan, che per un decennio e mezzo, dal 95 al 2010, è stato un potente presidente della Regione del Veneto e un ministro amico di politici e imprenditori, che oggi per la prima volta parla del Mose dopo lo scandalo che l'ha travolto, dopo, ricordiamolo, l'arresto del 4 giugno 2014. Quindi l'ex presidente di regione rompe il silenzio sulla grande opera che l'ha portato in carcere, ribadisce di non aver mai preso soldi e dice: oggi vivo senza stipendio, mi aiuta mio fratello. Non sembra neanche più lui, lo descrive il giornalista. Giancarlo Galan, per un decennio e mezzo presidente della regione Veneto, fedelissimo di Silvio Berlusconi, parla per la prima volta del Mose, il progetto delle dighe mobili che lo ha travolto 10 anni fa e portato in carcere. Adesso i suoi conti con la giustizia penale sono saldati, ha patteggiato 2 anni e 10 mesi, non quelli però con i giudici amministrativi, tanto che la Corte dei Conti ancora oggi gli contesta spese e danno di immagine causato per la vicenda del Mose. Smessi i fasti di un tempo, la villa e gli amici potenti sono ormai un lontano ricordo. Galan vive da solo in una casetta per vacanze in mezzo al bosco sui Colli Iberici, si veste in modo semplice con una giacca da montagna, capelli e barba lunghi, con una vena di tristezza negli occhi, e ha accettato di parlare. Lo introduce così il giornalista Alberto Vitucci, con tinte anche un po' romantiche. Poi l'intervista prosegue come la nostra rassegna stampa, con un'altra notizia politica regionale. Torniamo sul Gazzettino. Europee, l'immunologa Viola smentisce: io in lista con il PD, non è vero, e quindi sarà corsa a 4 per un posto alle elezioni europee nel Partito Democratico. Alessandra Moretti punta alla riconferma, in pista c'è anche Alessandro Zan, ci sarebbe Alessandro Zan, la veronese Alessia Rotta e il trevigiano, consigliere regionale, Andrea Zanoni. Potrebbe anche arrivare l'ingegnere Corrado, leggiamo nell'articolo di Alda Vanzan per il Gazzettino, ma insomma la notizia è che un nome che era circolato nei giorni scorsi, quello dell'immunologa Antonella Viola, non ci sarà nella lista del PD, non c'è nulla di vero, è proprio Viola a smentire, a liquidare le indiscrezioni su un suo impegno in politica, per la precisione da capolista alle elezioni europee per il Partito Democratico, e quindi i nomi sono quelli che abbiamo appena letto. Chiudiamo la rassegna stampa con alcune notizie flash, la prima ancora dalle pagine del Gazzettino. Parliamo di sanità. Verona, paziente aggredisce i sanitari, c'è un caso ogni 4 giorni in pronto soccorso a Verona viene malmenato un sanitario, lo dicono le statistiche dell'azienda ospedaliera universitaria. 92 episodi nel 2023, lo conferma anche la cronaca appunto delle ultime ore. Nella notte tra martedì e mercoledì a Borgo Roma un quarantenne arrivato in ambulanza in stato di agitazione psicomotoria ha aggredito verbalmente una dottoressa, dopodiché si è scagliato contro 2 infermieri, un OS e una guardia giurata, tanto che il bilancio parla variamente di una frattura, contusioni multiple e altre ferite. Il fenomeno non è confinato nei nosocomi scaligeri, al punto che il presidente della regione Luca Zaia invoca una norma nazionale. Il primario del pronto soccorso di Verona parla di violenza inaudita. Ma leggiamo le parole di Zaia: non possiamo più assistere inermi a fatti come questo, serve mettere mano alla legge prevedendo reati specifici e condanne severe per chi aggredisce i sanitari. È un appello che rivolgo alla comunità istituzionale del paese.
E poi, sempre in tema di sanità, un'altra notizia flash. In Veneto il 64,7% dei medici di base è oltre il massimale. Vediamo di cosa si tratta. Mancano medici di base e in Veneto il massimale di 1500 assistiti viene superato dal 64,7% dei camici bianchi, molto oltre la media nazionale che è pari al 47,7%. Questo quanto emerge dallo studio della Fondazione Gimbe in base ai dati del Ministero della Salute riferiti al 2022. Il numero medio di pazienti per dottore è 1527 contro una media italiana di 1353. Secondo la stima Gimbe, che prevede un rapporto di un medico di base ogni 1250 assistiti, al 1 gennaio 2023 in regione ne mancavano 609. Tra il 2019 e il 2022 i medici di medicina generale si sono ridotti dell'11,4% contro un dato nazionale dell'11%. Sono 761 i medici che hanno compiuto o compiranno 70 anni fra il 2023 e il 2026, raggiungendo così l'età massima per la pensione. Considerando l'età di pensionamento ordinaria di 70 anni e il numero di borse di studio per gli anni 2020-2023, nel 2026 il numero dei medici di base aumenterà di 183 rispetto al 2022. Questi i dati che segnalano comunque un caso Veneto per quanto riguarda la carenza di medici di base. E allora per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.